Giornata di nebbia oggi, nuvolosa, siamo il 2 gennaio 2011, avevano previsto a Osmer nubi che sembrano fermarsi proprio a quota 2000 qualcosa, ogni tanto si schiarisce, ma questa è la situazione qua. Da Sauris di sopra verso Sella Festons, abbiamo appena raggiunto il monte Festons, la cima. Poi si poteva proseguire verso l'Oberkofel, però è tutta nebbia, poi c'è una discesa, una salita, allora vediamo di puntare al Morgenleit, che anche quello è tutto in nebbia, però sembra più vicino. Poi c'è tutta la dorsale, casa delle Festons, che è proprio là sotto. Eccoci qua, diciamo che la giornata non è il massimo oggi, siamo sulla cima del monte Morgenleit a quasi 2000 metri di quota, vieni qua, eccoci, scusate sistemo il bambino, perché lui non è come il grande che si autogestisce, un po' di freddino ce l'ha per mettersi di cappotto. Okay. Insomma siamo qua in cima, la giornata è nuvolosa, le previsioni davano nuvolo, però speravo che schiarisse un po', che si aprisse il cielo, ogni tanto c'è qualche squarcio, ma dubito che possa migliorare di tanto, anche perché non è che posso stare qua fino a stasera, insomma. E niente, dai, io direi aspettiamo ancora un po', intanto vi faccio vedere giusto uno squarcio qua. Quella è casa della Festons, intanto se si riesce a vedere. Questa è la croce di vetta. No, scusate, non è casa della Festons, quella è un'altra roba. Quella di sotto è casa della Festons. Quella laggiù non ho idea. Vedete che qua visibilità zero. Diciamo che l'ultima salita è stata impegnativa, saranno forse un centinaio di metri da fare sicuramente coi ramponi, meglio, consigliato. Vediamo se riesco a farvi vedere anche Sauris, se il tempo ce lo permette. Sì, Sauris di sopra, eccola lì, Sauris di sopra, eccola lì sotto. Madonna mia, quando sono in quota è proprio simpatia. Ecco due puntine che si muovono. Sono Gas che sta tornando di qua, Iago. I nuvoloni si sono fatti più scuri e minacciosi, abbiamo sentito anche qualche fiocchettino, probabilmente comincerà a nevicare tra poco. Quella lì è la vetta del Morgenleit, dove siamo andati, 1975, poi abbiamo fatto tutta la dorsale, qua sopra, c'è una bella discesina lì di 15 metri in cui ci si caga un po' sotto, tutta la dorsale fino ad arrivare a questa selletta dove si scende per tornare, questa è la casa della Festons, per tornare poi alla sella.